Una nuova proposta per affrontare il degrado del capoluogo. In attesa delle fototrappole e del potenziamento dei controlli, un aiuto potrebbe arrivare dai carabinieri in congedo. Carabinieri una volta, carabinieri per sempre, e l'ordine e il decoro restano valori fondamentali anche una volta smessa la divisa, e così arriva la disponibilità dei congedati uomini dell'Arma. Noi siamo a disposizione di chiunque ce lo chieda e penso che sarebbe un'ottima soluzione avere anche i carabinieri che hanno cessato servizio ma che comunque continuano nella loro attività anche sotto altra forma a dare una mano a mantenere un po' più civili e anche un po' più decorose le nostre città, i nostri paesi. Ora resta da capire se l'amministrazione accoglierà questa proposta. Di certo il capoluogo si prepara a accogliere l'invasione dei carabinieri in congedo che sabato 18 e domenica 19 arriveranno da tutto il Triveneto per l'8° raduno interregionale. Perché in precedenza non era stata fatta nessuna manifestazione di rilievo e contiamo che questa sia di rilievo e anche per accomunare le regioni confinanti con le quali faremo un gemellaggio, una cosa questa che non era mai stata fatta prima. Noi siamo emozionati per questo evento, per la prima volta che si verifica in provincia e siamo tutti elettrizzati, siamo tutti che ci stiamo dando un gran da fare per essere il più combattivi possibile la mattina del raduno e speriamo che anche il tempo ci dia una mano come in questi giorni. Almeno 2.000 le presenze attese. I soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Veneto sono 20.000, seconda regione in Italia. 600 sono nel Bellunese. Sabato 18 nel pomeriggio l'alzabandiera, domenica 19 dalle 10:15 la sfilata dalla stazione a Piazza dei Martiri. Dall'associazione l'invito ai bellunesi a esporre i tricolori alle finestre. Il rapporto tra cittadini e Arma, in montagna, è particolarmente sentito. Noi qui abbiamo 10 sezioni, sarebbero come le stazioni carabinieri per noi, la più in alto è Auronzo di Cadore, poi ce l'abbiamo a Cortina d'Ampezzo e le altre sono più a valle.